buon pomeriggio, benvenuti a Grande Richiesta, altra grande puntatona in cui festeggeremo un po' l'anniversario dell'aeronautica militare, 75 anni che c'è ed è autonoma, e poi abbiamo una stella di prima grandezza quest'oggi, abbiamo veramente ospiti illustri, però la stella, la superstar di quest'oggi manca il partner ma arriverà tra poco, eccola qui, guardate la meraviglia, si chiama Tea, è un po' timida ma perché ha cominciato soltanto oggi a fare la televisione. Bene. Allora, intanto cominciamo, vi prego di proseguire questo applauso perché sapete che il maestro Giuliani, che ha fatto tante riviste con Wanda Osiris, ha scritto moltissime canzoni eccetera, compie oggi, il 28 aprile, festeggia 68 anni di matrimonio con Adriana Perrone. Tanti auguri maestro Giuliani e speriamo in altri 68 anni. Adesso parliamo dei nostri amici, abbiamo i nostri amici pelosi, per cui vogliamo cominciare col gioco dei playback. Benissimo, cominciamo col gioco dei playback lo stesso perché è bene, infatti abbiamo già 16 milioni sul piatto, per cui pronti a giocare. Siete abbinati ovviamente alla vedova che sta a Gravina di Puglia, la signora che ha quel bambino piccolo che ha bisogno veramente di tirare avanti perché è stata un po' dimenticata da tutti. Allora, sentiamo la prima telefonata, pronto? Buongiorno Paolo. Buongiorno, da dove chiama signora? Chiamo da Todi. Da Todi si chiama? Maria Pia. Benissimo, allora Maria Pia, guardi che abbiamo scoperto molte parole ieri, lei ha seguito il gioco? L'ho seguito ma non ci ho capito niente. No, non mi dica di come non ha capito niente, quello che abbiamo letto l'ha sentito, Quello vero? sì. Quindi quelle le sa? Sì. Allora, cominciamo, acceleriamo i tempi, mi dica le parole subito dei primi versi che abbiamo scoperto. Dunque, o Susanna, il ciel mi è testimon, Sì. il tuo Gio, eccetera, eccetera. No, come? Solo lì si è fermata lei, Sì. ma mi sa che avevamo fatto... Vabbè, vediamo un pochino se riusciamo... Il tuo Gio va benissimo. Poi l'ultima parola di quella frase non l'ha vista? Guardi che è talmente chiara che è una cosa da non credere. Vabbè, comunque attenzione, guardiamo insieme adesso Giustino Durano che canta e vediamo se riusciamo a chiuderla, perché qui bisogna portare via sti soldini, bisogna per forza, se no se li tiene la Rai, perché quando noi tra pochi giorni terminiamo, ci vediamo in TV e quindi la Rai si tiene questi soldi, vi conviene guadagnarveli. Allora, vai con Giustino Durano, grazie. Oh Susanna, il ciel mi è testimon, il tuo Gio... quella lì è facilissima, quella parola lì, dai, è chiarissima, che cos'è? Ma non lo so, Abbiamo detto che mondo non era. sarà morto. No, lei ha proprio detto l'unica che abbiamo detto ieri. Lei ha detto morto non era. Mi dispiace, non è stata attenta. La prossima volta, grazie signora. Arrivederci. Papi! 16 milioni non sono mica da buttare via. Papi! Pronto? Papi! Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Paolo. Da dove chiami? Sono Valentino da Sassari. Benissimo, Valentino. Sassari ancora? Ma è fortunatissima questa città. Vorrei controllare quante... Abbiamo avuto un sacco di telefonate, hanno una linea meravigliosa. Senta, allora, guardiamo adesso, Valentino, Sì. diciamo questa frase. Abbiamo detto, le finisco la cosa di ieri, che mondo non è buono, morto non è buono. Deve trovare qualcosa che sia simile. Allora... si ricorda che l'abbiamo detto? Lo so, guardi lei poi vediamo un po'. Forza, guardiamo un po' la frase. Vai, grazie. Oh Susanna, il ciel mio testimon, il tuo Gio. Ecco qua, che cosa potrebbe essere quella? Allora, l'ultima parola della seconda frase dovrebbe essere molto. Bravo, molto, quindi ci siamo. Grazie. Allora, il tuo Gio, molto. Molto, Verbo. che cosa si può fare? Non so, secondo me molto si può dare, molto, oppure si può veda lei quello che è. Ci riguardiamo la frase, vai. Ancora da capo, grazie. Simon, il tuo Gio... Cosa che hai detto? Il tuo Gio? È un verbo? C'è un verbo e un'altra parolina in mezzo prima del verbo. Il tuo Gio ti dava molto. Ti dava molto? È il contrario. Quando voglio dire, dare è uno molto generoso. Questo qui secondo me è uno molto egoista. Ci rivediamo, grazie. 16 milioni niente. Va bene. Papi! Allora, adesso Papi! Dimmi tesoro. Sai che ho scoperto chi è il fratello di Giustin? Chi è il fratello di Giustino? Giustino Durano. Ah! Ma non è vero. Alle solite.
Invece, prima di giocare vorrei fare un appello per Camillo, perché Camillo si è perso il 6 aprile, è un dei nostri amici pelosi, guardatelo, adesso, eccolo qua, guarda, si chiama Camillo e ha un muso delizioso. Allora, si è perso a Milano in Viale Ungheria, è un pechinese, ha 1 anno e mezzo e il manto a color miele. Allora, questo è il numero di telefono a cui potete telefonare per darci informazioni, 0369 80 31 66. Allora, mi raccomando, se avete notizie di Camillo, il 6 aprile è scomparso a Milano in Viale Ungheria, è un pechinese, ha 1 anno e mezzo e il manto a color miele. Se avete notizie, per piacere datecele. Poi ho un altro appello da fare. Devo fare un appello d'amore, mi dispiace, però, anzi, sono molto contento in un certo senso, perché qui sono sempre casi disperati, bambini pelosi che si perdono, che bisogna ritrovare, avere informazioni. Finalmente un annuncio d'amore. È un annuncio d'amore un po' tragico, però, insomma, in un certo senso bisogna farlo. E lo fa Eolo. Allora, Eolo è un setter irlandese. Allora, guardatelo qui, è questo qui. Allora, lo vedete? Ecco, sembra che stia benissimo, invece non sta affatto bene, perché ha un piccolo disturbino e questo disturbino, che però potrebbe diventare una brutta cosa, perché se degenera poi diventa un tumore, quindi bisognerebbe operarlo. Invece, per guarirlo ha bisogno di avere qualche cagnettina con cui fare le coccole, per cui appello, dice Eolo cerca moglie, è disponibile, ovviamente è disponibile a qualunque tipo di... È un po', eccolo qui, è arrivato, benissimo. È un altro dei nostri ospiti di quest'oggi, che si chiama... Come si chiama lui? Norton. Norton. Allora, ecco, è tipo maschio. Norton. Ecco, Eolo è sul tipo di Norton, vedete. Norton sta bene, sta cercando casa, lo diremo un pochino più avanti. Però insomma, ecco, Eolo è quello... ecco, Norton, non sei tu che ti devi fidanzare. Norton, aspetta un attimo, non sei tu, continua a leccarle l'orecchio. Allora, dicevo che invece Eolo ha bisogno, non fa distinzione di razza, non ha importanza, lui non è razzista, per cui qualunque tipo di cagnettina basta che sia affettuosa, neanche bella la vuole, affettuosa è sufficiente. Allora mi raccomando, non sto scherzando, fatecelo sapere, vediamo se riusciamo a farlo sposare. Poi mi pare che abbiamo terminato e a questo punto vi presento invece la prima canzone di quest'oggi. Anna se sposa. Gigi D'Alessio, eccolo qui. Benvenuto Gigi. Dovete sapere che Gigi D'Alessio è uno dei cantanti neomelodici, giusto? Della canzone napoletana. Tu come hai cominciato, Gigi, la tua carriera? E io sono diplomato in pianoforte, Sì. però diciamo che la mia laurea è stato Mario Merola, perché sono stato il suo pianista. Mario, come al solito, bravo, che aiuta anche tutti i nuovi cantanti. E diciamo che io ho scritto circa 1400 canzoni. 1400 canzoni. Hai passato la vita a scrivere canzoni, Gigi? Per tutti i cantanti napoletani. Poi un giorno lui disse: ma sai scrivere una canzone che potremmo cantare tutti e due? E io la scrissi, si chiama 100 anni, che poi dopo la canteremo. E oggi addirittura faccio anche l'attore. Giovedì uscirà il mio primo film. Il tuo primo film? Hai fatto il film anche? Complimenti. È Annarella il film. Annarella. Annarella è il titolo esatto. Annarella è il titolo del film. Che storia è Annarella? È una storia di una ragazza, gli amori impossibili, Sì. perché io sono già sposato, addirittura poi lei si vuole sposare, insomma. E quindi è una le cose tragiche di Napoli, tormentate. però è bello, perché per le persone che hanno i sentimenti, secondo me, è giusto. Funziona. E ci sono Bisogna molte soffrire in amore. Bisogna, tu dici, Sì. Sofia, vedi, infatti Eolo era una dimostrazione. Senti una cosa, ma tu, ci sono molte canzoni in questo film? Sì, ci sono 6 canzoni, poi ho curato io tutta la colonna sonora, ho fatto gli arrangiamenti. Ho capito. Quindi sai che facciamo adesso? Ti giudichiamo subito, perché cantiamo cantiamo una canzone del film. una del Cosa film. ci canti? Anna si sposa. Anna ti sposi. Anna Benissimo. si sposa. Anna si sposa, benissimo. Gigi D'Alessio. Anna si sposi, chi me l'ha detto, è troppo seria, non potesse mai paziare. Pure l'ultima speranza se ne va, che mi arriva ancora forza e mi sceda. Anna si sposa, già da una casa, a due porte, cose vecchie fuori me. Non lo so come ha fatto a mi scordare.
si è piagnuto fino a poco tempo fa. Anni si avere di sposo con una tindacchia si pesce ma Gesù non ti scorda quanta volte pregate per me che la sentenza all'inferno si muore decidi che da manà e manca giù un paradiso con me ma nemmeno ti posso tenere. Anni si avere di sposo tu fai tutte cose, Anna scusa Gesù senza trasire in tacchi e se sia stessa moglie va attaccata un vestito a domani che bottone su bianca annare solo così forza Dio non lo viene a sapere. Non so che volte mi minacciava se era imparato come me era fangazza mi sposato perché lui non può fare ma poi chiamava e ci tornavamo a incontrare. Anni si avere di sposo con una tindacchia e si fa sciama Gesù non ti scorda quanta volte pregate per me che la sentenza all'inferno si muore decide che da manà e manca giù un paradiso con me ma nemmeno ti posso tenere. Anni si avere di sposa tu fai tutte cose Anna scusa Gesù senza trasire in tacchi e si sia stessa moglie attaccata un vestito a domani che bottone su bianca annare solo così forza Dio non lo viene a sapere. Alessio, Anna si sposa, canti proprio bene Gigi, posso dirtelo? Mi piace molto. Devo dire, raccontiamo la verità. Puoi accomodarti, grazie. È bravissimo, Che veramente voi napoletani sapete scrivere le canzoni, le sapete cantare. Modestamente. Dico a Maria Venturi, che è qui anche lei quest'oggi con noi, dicevo, pensa che eravamo in un ristorante, noi qui a Milano, da Stripoli praticamente, stavamo mangiando e ho sentito una bellissima canzone e stavamo con Paolo Martini, Antonio Crapanzano, eravamo tutti a tavola e così ci siamo fermati e ho detto ma che bella sta canzone, come si chiama? Io l'avevo già qualche cosa, mi ricordavo, dico è 100 anni questa e chi l'ha cantata? Ma è Mario era lì che mangiava anche lui con noi e allora ci siamo dico Mario mi dice sì, e con chi la canti? Con Gigi D'Alessio e ho detto lo voglio in trasmissione, me lo devi portare. Così è nato, Io te l'ho me l'ha garantito e me l'ha portato. Bella voce, complimenti, poi ti sentiremo perché 100 anni la voglio anche risentire, a parte poi Mario farà le sue cose per cui Mario dopo ci veramente allieterà. Va bene, allora Napoli ti ama! io amo Napoli, è ricambiato, è stato ricambiato. E amiamo noi tutti qua, vero che amiamo Justine che arriva, eccola qua. Justine, buongiorno. Abbiamo quanto? 2 milioni? 2 milioni, sì. Ecco, sì, ma quanti particolari? 4. 4, perché uno abbiamo già indovinato. Abbiamo già dato i capelli di una che conosciamo abbastanza bene. Sì, abbastanza Vediamo bene. chi c'è allora al telefono per 2 milioni. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Paolo. signora, come sta? Abbastanza bene, voi tutto bene? Grazie, anche noi. Dunque, siamo abbinati al canile di Pocenia, lo sa, vicino a Udine, che ha veramente urgente bisogno. Ripeto l'appello, a Pocenia ci sono 200 cani, il padrone, il proprietario si è dovuto purtroppo per ragioni familiari staccare da questa operazione, per cui questi 200 cani sono un po' abbandonati, ci sono dei volontari che se ne occupano, però stanno facendo, diciamo, opera di adozione. Se qualcuno nei dintorni ha bisogno di un bel cagnolino, vuole compagnia, vuole tirarsi su dalla depressione, per cortesia, lì a Pocenia vi stanno aspettando 200 dei nostri amici che hanno veramente bisogno di affetto e di poter tirare avanti. Allora, adesso 2 milioni, lei è abbinata a cosa? Speriamo che riesca, sai che a ogni particolare si può vincere 1 milione. Sì. Allora, i capelli sono di tanto di Giustine, quindi questo l'abbiamo eliminato. Con cosa vuol giocare ora? Giochiamo con la bocca? Con la bocca. Secondo me sì, guardi, se gioca con la bocca
dovrebbe essere allenata. Lei guarda qualche Sì, volta ci vediamo in sempre. E allora ci Quindi è di casa? è una persona che lei vede molto spesso qui. Diciamo Vabbè. che fa parte della nostra grande famiglia, non proprio, insomma, grande famiglia è allargata, non so quelli che arrivano, che vanno, che ne so, però insomma l'ha vista molto spesso. Allora, provi un po', secondo me è inconfondibile quella bocca. Stefania Cento? No, non è che peccato, Peccato. speravo che l'avesse indovinato. No, siamo nei dintorni. Vabbè, Ok, grazie, grazie. arrivederci. Buongiorno. Ancora una telefonata, pronto? Con gli occhi. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buonasera signor Limiti. Buonasera, mi scusi, mi accorgo adesso che mi hanno messo il distintivo, io voglio quello delle fiamme azzurre, dovete darmelo perché ce l'ho, me l'hanno dato l'anno scorso, Betty, ce l'ho sulla mia giacca di tutti i giorni, che oggi vediamo delle cose incredibili. Pronto? Allora, vediamo qui, particolare Gianotto per 2 milioni? Allora, il particolare Gianotto è Justine. Benissimo, che particolare? I capelli. I capelli, allora Sì. adesso con cosa vuol giocare? Mi dica lei. Ma proviamo con la bocca. Con la bocca, dai. Ma a me sembrava la bocca di Gilda Giuliani. E le sembra giusto, 1 milione in tasca, Grazie. benissimo. Adesso vediamo, Giusti, dai qua, che non sai mai aprire manco le buste. Guarda che non Sì, hai ragione, però insomma con un minimo di calma. Allora, vediamo la bocca di Gilda Giuliani. Allora, sì, adesso ci facciamo dire il nome. Benissimo. Guardiamo, e questa è infatti, bravissima. Signora, però mi deve ripetere il nome da dove Sì, chiama. io mi chiamo Rita, telefono da Prato. Benissimo, allora Rita Senta, da signor Limiti, No, ma posso- mica ha finito, può andare avanti lei qua. No, volevo fare una piccola interruzione perché volevo salutare Justine, che è carinissima e veramente simpatica. Bene. Ecco. Grazie. Prego. Guardi, le do un bacio anch'io per lei. Ecco fatto. Grazie. Così, allora, signora, mi dica adesso, andiamo avanti, con che particolare vuol giocare? Il tempo è scaduto, la signora non può più giocare. Smettila tu. Il tempo è scaduto, la signora non può più giocare. Un La saluto signora anche può a giocare, Floradora. sì, perché il regolamento dice così. È la gelosia, signora, non si Un saluto preoccupi. anche al Floradora. Ecco, un saluto che... Di tesoro, troppo tardi. È troppo simpatica. Sì. Allora, signora, con che particolare vuole andare avanti? Ma proviamo con gli occhi. Con gli occhi. Con gli Sono... occhi, senta, signor Limiti. È un'attrice? No. No, non è un'attrice, è stata anche da noi anche lei, però secondo me gli occhi sono quelli, così a occhio direi più difficili. È più facile con il naso ed è più facile con il mento, per esempio. Allora, proviamo Visto con... se lei vuole stare insomma in zona, In zona. secondo me naso e mento... Allora giochiamo con il mento, via. Giochiamo con Proviamo a vedere se che non fosse Anna Identici. Brava! Ma che Grazie! bello, 2 milioni! Brava! Grazie. Brava, stavolta ce l'hai fatta? Va bene. Ha ragione, infatti è proprio, è abbastanza riconoscibile, devo dire, no? Una volta che si sa la zona dove giocare. Ecco, benissimo. Anna Identici, questo è, infatti, come vediamo, Ma che perfetto. fortuna. Bene, 2 milioni, andiamo avanti. Beh, fortuna anche per Pocenia, per il canile, perché così almeno Bene, salgono sono anche per contenta loro. anche per loro perché io ho anche 2 cagnolini fra... Meraviglia. Allora, adesso che facciamo, signora? Con che cosa giochiamo? Con... ma non lo so. nemmeno io. questo. Se vuole stare in zona vada sul naso. Sul naso, proviamo sul naso, ma non ho idea. Se no gli occhi, lei guarda molto la televisione? Abbastanza, via. Guarda anche, non so, le informazioni, le notizie? Sì, mi guardo un pochino tutto. Adesso Un però pochino non ho, tutto, vabbè. Allora, non ho idea. Ecco. se ha buona memoria, nel senso che magari ricorda anche i volti di chi stava una volta, poi dopo non c'è più, però fa altre cose, eccetera. Allora proviamo, senta, mi è venuta un'idea, non so, Le è venuta un'idea? Un'idea. E Non ci mi possono dica. essere gli occhi di Nicoletto Orsomando? No, peccato. Ah, ecco, via. Però brava, perché ha dato un'indicazione per chi arriva dopo. Ecco, Lei ha bene. detto, quella è la strada giusta. Ci Bene. vediamo dopo. Tante Grazie. cose. In bocca al lupo, signora. Grazie a Grazie. tutti. 3 milioni davanti. Grazie. Allora, adesso, visto che siamo riusciti magicamente a vincere qualche cosa, abbiamo il nostro mago Edoardo Peccar in arrivo in questo momento. Buongiorno maestro. Eccolo qua. Buongiorno a tutti, ciao Paolo. Buongiorno ciao mago Floradora. Peccar, come stai? Bene, ciao Floradora. Zia Nilla, devi sapere che ieri sera sono stata a ballare e mi sono divertita un mondo. Sì, Floradora, però adesso ti scusa, toccherebbe... Io dovrei lavorare se tu me lo concedi. Ah, ti ho trovato il lavoro, Mago Edoardo. Grazie, sono molto contento, dimmi. Dovresti andare a dar da mangiare alle tigri di Pitti, Titti. Cos'è che hai detto? Qui si capisce poco, ci alzate un po' l'audio in sala perché Cosa hai detto? riusciamo a sentire Andare poco. Andare? Devi dar da mangiare
sì? Alle tigri di Titti. Ah, di Tippi Hedren, sai che arriva, abbiamo Tippi Hedren ospite in Cioè, questi vado alla giorni. mangiare, io ho paura. Sai? Proprio per questo carino. Ah, cioè sarei io il cibo, ho già capito. Vai vabbè, avanti, vediamo un po' il Vabbè, gioco, lavora Paolo, invece. Io oggi ti ho studiato un gioco che è veramente bello perché è in anteprima nazionale. che anteprima presente. nazionale. Sì, perché voi avete visto anche voi a casa 1000 metodi per scegliere una carta e ritrovarla. Certo. Questo invece è un metodo un pochino particolare e nuovo. Vediamolo subito allora. Allora, un po' di musica, maestro, grazie. Ido? Sì? Sei sicuro che il nuovo non è una ripetizione dei tuoi soliti giochi? Sono sicuro, guarda, ho studiato. Paolo, uso te perché non importa, tu devi prendere una carta, girarla faccia in alto, la vedo anche io, non è Sì, importante, non ha e importanza. me la devi firmare però. Va bene, allora questa carta, vediamola qui, è con 3 di quadri. Firmala Allora pure. la firmo. Perfetto. Benissimo. Perché così diventa unica, è firmata da te, Esatto, non c'è. firmato. Allora. D'accordo? Ido? Sì? Sei sicuro di non averlo già fatto questo gioco? Sono sicuro. Prendo il 3 di quadri, eccolo qua, se la telecamera lo giro e lo lascio giù Sì. sul tavolo. Dopodiché mescolo il mazzo di nuovo, Sì. in questo modo, così. Com'è quel mescolare lì all'americana? no? All'americana, sì, così. All'americana. Gli americani mescolano di solito così le carte, Ido? perché sì, Cristina sta bene? sta benissimo. Piantala. E la tua bambina come sta che c'aveva qualche linea di febbre l'altro Adesso giorno? sta bene, meno male. Bene, complimenti. Grazie, prendo un'altra carta, in questo caso un fante di cuori. Guarda il gioco. E ora dovete stare veramente attenti perché Paolo ha scelto il 3 di quadri e un fante di cuori. Guardate cosa avviene. Attenzione, guardate cosa avviene. Una carta entra nell'altra. Penetra nell'altra molto lenta, ecco mi giro Sì. a favore di camera. Sì. Vedete? Sì. Una carta attraversa l'altra, in questo modo, così. Sì. Vedete, continua a attraversarla, Sì. la metto così Sì. e vi ricordate qual era questa carta che era qua dentro? Era il fante di cuori. E questa invece è la magia, perché questa diventa la carta che tu hai scelto e invece questa il fante di cuori. Ma le due carte sono scambiate le due carte. È bellissimo. controllate È bellissimo. benissimo perché È guardate, sono carte. non ha il. Ma giuro, non ha. Guardate, non ha il taglio, assolutamente. assolutamente. Sono le carte. Ma è pazzesco. Queste sono Ma le che novità che bello arrivano. che è. No, questo me lo devi spiegare. Grazie Va a te, bene, Paolo, grazie Mago grazie. Peccar. Ciao a tutti, grazie. Grazie a tutti. Bene, adesso qualche secondo di pubblicità e siamo subito da voi, solo qualche secondo. Zionilla! Zionilla! Com'è strana la vita per te, puoi amarla ma si perde un po' da sé, e persone che senti e vorrai passeranno solo dal tuo cuore, sai, ma i profumi e le canzoni lo vedrai, sono i soli fili con cui le ritroverai, che sia pieno tagliato lì là, una piccola canzone, chi lo sa, sentirai sospirare dentro te, ma ti ricordi ancora di me, tu ti ricordi ancora di me. Sarà così, sarà così, sarà così, sarà così, tu non lo sai ma sarà così, che sia pieno tagliato lì là, una piccola canzone, chi lo sa, sentirai sospirare dentro te, ma ti ricordi ancora di me, tu ti ricordi ancora di me. Sarà così, sarà così, sarà così, sarà così, tu non lo sai ma sarà così. Buon pomeriggio, benvenuti a Ci Vediamo in TV. Mago Peccar, Stefania Cento, Valeriano Maspero, la regina Nilla Pizzi, Gennaro Cannavacciolo, Amedeo Angiolillo, Maria Venturi, bentornata e benvenuta. Mario Merola, Justine, Gigi D'Alessio, il tenente colonnello Giampaolo Miniscalco, Simona Patitucci, il colonnello Vellini, bentornato, felicissimo di riaverla, altro che Gigi Vigliani, e poi abbiamo Silvia Escarotico insieme a Tea,
timidissima Tea, che però, come vedete, è molto corteggiata qui dal nostro amico, come si chiama? Non mi ricordo mai il nome. Norton. Lo chiamo sempre Normani, invece è Norton. Norton, vorresti farti vedere, visto che vorresti farti vedere, sì, domani mattina, lo troverò prima o dopo l'italiano. Dicevo, se ti fai vedere, amore, almeno sappiamo che ti possiamo trovare a casa. E di là la telecamera. Lo so che sei innamorato, ma di là la telecamera. Eccola lì. Ecco, perfetto. Va bene. Allora, siamo d'accordo? Dunque, cominciamo, però oggi come sempre dedichiamo parte della nostra trasmissione come filo conduttore ideale, abbiamo le frecce tricolori. Come vedete mi sono messo il distintivo che proprio il tenente colonnello Meniscalco mi diede l'anno scorso, me lo regalò, vede, che quindi l'ho tenuto proprio da conto e mi piace moltissimo e vedremo anche e sapremo come si può fare per entrare a far parte di questo gruppo, com'è l'allenamento che fanno, mentre credo che il colonnello Bellini ci rivelerà qualche cosa insomma della sua avventura un po' direttamente, sapremo qualcosa di più. Però, dicevo, il filo conduttore è l'aereo, anche se devo dire che le linee aeree oggi, anche per noi civili, insomma, sono molto tranquille, molto belle, si aggiornano in tutto il mondo, non c'è più assolutamente da aver paura e fanno dei servizi incredibili. Pensate che le linee aeree adesso dei cannibali, per esempio, quando sono a metà viaggio, i passeggeri di prima classe mangiano quelli di seconda, glieli portano e per cui possono fare un viaggio straordinario. Questa l'ho sentita, vera. Però c'è il problema che qualche volta si perdono le valigie, vero? Ti è capitato di perdere, Maria Venturi, delle valigie in aereo? Sì, sì, mi è capitato. Ti è capitato? Io però adesso da un po' di tempo non volo, perché avendo avuto tempo fa un incidente d'atterraggio, sono rimasta ti sei spaventata? claustrofobica. Ma non posso salire in ascensore. Chissà quanti ne hai avuti di macchina, non ti sei mai preoccupata? Ma non so, ma è una forma proprio è incredibile. Invece dovresti salire subito perché ti passa davvero, non sto scherzando. No, se è tu vero, sali, anzi, dormi, se vai su vedi che ti addormenti, proprio vai bella tranquilla. Moltissimo È una vedere cosa... chi dorme. Chi dorme in aereo? Sì, mi dà fastidio tremendo. Benissimo. No, l'unica cosa veramente irritante, onestamente, è quando perdono poi i bagagli. Ma ancora più irritante, come è capitato a un amico mio, che ha perso i bagagli, è andato e quando c'era, diciamo, la persona di servizio all'ufficio smarrimento bagagli, ha visto che aveva sui suoi vestiti. Quello è veramente un pochino più irritante. Quello decisamente ti mette un po' a disagio. Stavo ovviamente scherzando. Era solo per introdurvi la canzone che stiamo per farvi sentire, che è una meraviglia. Già l'abbiamo cantata, è una canzone deliziosa. In inglese si chiama I grandi, gli alti e i potenti ed è riferito ovviamente ai piloti di questi aerei e a John Wayne, che era protagonista. In italiano è stato ribattezzato Prigionieri del cielo. Canzone bellissima. Forse non ricorderete le parole. Io credo che se facessimo una piccola inchiesta, probabilmente molte persone non ricorderebbero le parole di questa bellissima canzone, ma sicuramente il motivo, perché nel film che era Prigionieri del cielo, il nonno di Airport, perché è un film che uscì nel 54, immaginatevi, e dove praticamente c'era proprio John Wayne che era un secondo pilota, che però era più bravo del capitano, che era Robert Stack nel film, e a un certo punto riusciva a salvare, a portare in questo avventurosissimo viaggio da Honolulu a San Francisco, insomma, in porto tutti i passeggeri salvi e tranquilli. Era uno di quei film, di quei grandi polpettoni della Warner Bros. Che però andavano benissimo. E c'era per tutto il film questo commento straordinario che era stato fatto da un compositore magico, Dmitri Tiomkin, per la storia del cinema. Ha già avuto degli Oscar con, ricordate Mezzogiorno di fuoco? Era lui che l'aveva scritta. Risultato che Tiomkin fa questo bellissimo pezzo che era chiamato Canzone fischiata. Perché? Perché John Wayne la fischiava nel film. Però arriva il momento degli Oscar, gli Oscar non possono essere dati a canzoni di film che non abbiano anche le parole, per cui ci sono due versioni. La più avventurosa è che Tiomkin, furibondo per questa cosa, ha chiamato il suo amico Ned Washington, gli ha detto: fammi il testo di questa canzone prima che scada il termine per presentarsi agli Oscar. Allora misero velocemente le parole, le ributtarono nel film, lo fecero vedere a Los Angeles, dove era il posto più vicino per poterlo fare, e poi lui andò con un aereo, con un piccolo aereo, girò sul cielo di Los Angeles scrivendo: finalmente abbiamo le parole. Questa è quella. L'altra versione che fu lo studio stesso a farlo. Risultato che comunque il film andò, si prese un Oscar per la colonna sonora e la canzone è straordinaria. Tutti, assolutamente tutti l'hanno cantato. E adesso la regina, Nilla Pizzi, Prigionieri del cielo. Nel cielo mai nessuno può
mai nessuno sa, prigioniero del suo destino, sempre ogni cuore sarà. Noi chiediamo al cielo ogni giorno un po' di felicità e restiamo prigionieri della fatalità, ma qualcosa nella vita dà speranza e l'amor. Leggere nel cielo mai nessuno può, mai nessuno sa, prigionieri di leggi oscure, solo l'amore ci salverà. Noi chiediamo al cielo ogni giorno un po' di felicità e restiamo prigionieri della fatalità, ma qualcosa nella vita dà speranza, l'amor. Leggere nel cielo mai nessuno può, mai nessuno sa, prigionieri di leggi oscure, solo l'amore ci salverà. Nilla Pizzi, Prigionieri del cielo. Beh, era una del tuo repertorio poi, no? Ma poi è una canzone che ti mette alla prova. Sì, eh? Ti mette alla prova perché ha una bella estensione. Sì. Ha quasi 2 ottave di estensione. Ci vuole la tua vocina per poterlo fare. Complimenti alla regina. Come sempre bravissima. Senti, il comandante... Sì, il comandante dei vigili parla sul mio, di parla sul mio. Capistrano. Sì. Che Capistrano in California. Vibo Valencia. Ah, qui che- Oggi ha la mamma che compie gli anni, è una tua grande fan, è una persona che guarda tutti i giorni questa trasmissione. Facciamole gli auguri. Un grosso bacio. Auguri. Auguroni. Bacioni. Auguroni. Perché sai che a proposito di volo è una cosa magica. C'è una missione spagnola in California che si chiama San Juan Capistrano, proprio, e viene di lì, no? E in questa missione, veramente da centinaia d'anni, arrivano sempre le rondini il primo giorno di primavera e partono l'ultimo giorno, cioè il primo giorno d'autunno, l'ultimo giorno dell'estate. E partono regolarmente, talmente è una cosa, lo chiamano il miracolo di Capistrano, tanto è vero che la televisione va a riprendere sia l'arrivo, perché arrivano dall'oceano proprio, e poi le vedono ripartire e fanno i nidi nella missione
missione e poi ripartono, ripeto, alla fine dell'estate. E la cosa straordinaria è che solo un anno tardarono di 6 ore, se no arrivano sempre puntuali, quindi è una cosa bellissima. Adesso tenente colonnello Miniscalco, eccolo qua, bentornato. Lui è stato comandante, diciamo, delle Frecce Tricolori fino a pochi mesi fa, insomma, fino a un anno fa praticamente. E adesso invece ha mollato, giusto? È cambiato in un altro reparto e va con... Dove si trova? Sono allo Stato Maggiore e oggi sono qui in veste di organizzatore della giornata dell'ala. Ecco, parliamone perché, pensate, è una cosa straordinaria, lo dica lei, è il 24 maggio mi Sarà pare? il 24 maggio, che è una domenica, quindi una bella domenica di maggio, speriamo. Sì. Sarà organizzata a Roma, proprio subito fuori dall'aeroporto di Pratica di Mare, fuori dal raccordo anulare. Dove è stato? Lo sa che il nostro vocista Gigi Vigliani, l'hai vista tu, no? Sì, no, ma sto scoprendo adesso, io non lo sapevo. Che quel giorno farò lo spettacolo lì da voi, perché non lo sapevo. Ma lui è stato in aviazione, tu sei stato in aviazione, in no? aviazione, sono stato a Viterbo. Come ti sei trovato? Alla VAM. Come ti sei trovato? È una storia. Forse da lì è iniziato tutto, perché io allora non sapevo ancora di fare le imitazioni. Sì. E un giorno era agosto, faceva molto caldo. Io ero convinto di tornare a casa a Roma a fare il militare gli altri 11 mesi. Passa uno, fa: ma facciamo un corso per istruttori. Io, pur di non stare sotto il caldo, forza, porta il plotone. Erano 200 persone. Io per imitare, anche se non sapevo ancora di imitare, comincio a urlare. In quel momento passa il comandante della scuola e fa: tu con quella voce tu rimani qui a Viterbo. E ti ha sistemato. Poi sono andato, la cosa bella è che ho cercato chiaramente di andare via, di tornare, perché io dovevo andare a Roma. Un giorno mi presento con una letterina, mi fa: non la voglio neanche vedere quella lettera, tu rimarrai qui e ricordati, fra un anno verrai qui da me e mi dirai grazie per essere restato qui. E sono qui a raccontarlo. È vero, è vero. Bellissimo. Allora, ed è magnifico adesso, Gigi, la giornata dell'ala credo che sarà una cosa entusiasmante. Lo sarà assolutamente, perché sarà una prima italiana per tantissime cose, anche una prima mondiale per delle altre. Cioè? Avremo 250 aeroplani, mai così tanti aeroplani in una manifestazione aerea, che pertanto sarà la più grande manifestazione europea. Ben 5 pattuglie acrobatiche, le migliori del mondo, tra cui possiamo mettere anche la nostra a pieno titolo. Avremo moltissimi prototipi, tra i quali il Supercaccia Eurofighter 2000, che l'Italia acquisirà tra qualche anno. Sì. E tantissime altre cose che non vorrei anticipare per non togliere ovviamente la sorpresa. La cosa bella, sai, in un calendario di un artista uno scrive solamente il paese dove ha la serata. E vengo a scoprire quindi in questo momento che il 24 pomeriggio a Pratica di Mare ci sarà anche lo spettacolo di Gigi Vigliani. Perché io farò lo spettacolo all'aeroporto di Pratica. Per me era una serata, invece scopro adesso che stiamo parlando della stessa cosa. E quindi avremo quello che sarà, io posso dirlo, sarà sicuramente il più grosso evento motoristico europeo per l'anno in corso. Senta, ma per poter fare una cosa che mi ha sempre, tenente colonnello, una cosa che mi ha sempre colpito, è il fatto di riuscire a fare queste cose meravigliose che fate, questi voli, no? In squadra. Come fate a tenere una precisione così millimetrica a vedervi da lontano, insomma? Guardi, se me l'avesse chiesto 20 anni fa mi sarei meravigliato anch'io. Invece è un lavoro che si impara giorno dopo giorno, però lavorando molto molto duro. Purtroppo... Ma come? Allora, come li istruite? Mi dica come istruite i vostri allievi. I piloti che vengono alle Frecce Tricolori sono già dei piloti molto esperti, devono provenire dai reparti da caccia, normalmente dai reparti di Tornado, di F-104. Sì, li stiamo guardando in questo momento sullo schermo. Questo è il nostro reparto. E devono ovviamente sottoporsi a una selezione, un'ulteriore selezione. Quindi sono il meglio del meglio già, insomma. Beh, diciamo che sono i ragazzi che hanno i numeri giusti per fare quel lavoro. Sì. Ci sono tanti piloti che potrebbero fare questo lavoro, ne fanno degli altri ancora di migliori, quindi non è detto. Sì. Ecco, però questi ragazzi che 1 o 2 all'anno vengono alle Frecce Tricolori iniziano un programma specifico di addestramento che li porta passo dopo passo, manovra dopo manovra, a ottenere questi risultati che potremo vedere proprio a Pratica di Mare in questa grandissima manifestazione aerea. Ma quante nazioni vengono? Perché vengono anche dall'estero? Vengono da tutto il mondo, sia poi dall'Europa occidentale che dagli Stati Uniti, ma veramente da tutto il mondo, oserei dire. Ma la nostra squadra com'è? Si sente pronta a questa
a questa manifestazione? Io li ho a gareggiare lasciati un anno fa in ottima salute e le voci che ho li lascio lavorare con tranquillità e le voci che ho sono di un addestramento a ottimo livello anche quest'anno. Quante ore fate per poter riuscire poi ad avere questi risultati? Allora, un pilota da combattimento, i piloti delle Frecce Tricolori sono comunque dei piloti da combattimento, volano normalmente un minimo di 200 ore l'anno, nel caso specifico si arriva anche a 300. Significa un 400 voli all'anno. È una cosa meravigliosa però. Sì, sempre lontani da casa, sempre lontani dalle famiglie. Bellissimo, però sono poi delle cose. Però, ecco, voglio vedere, assolutamente voglio vedere anch'io a pratica di mare. Le Frecce Tricolori sono però anche un po' una punta dell'iceberg rappresentata dall'aeronautica militare, che è una realtà veramente solida e profonda. Ma ha sempre colpito Sami Niscalco, ha sempre colpito veramente la fantasia di tutti. Adesso le faccio sentire fra un po' una canzone che vedrà che la colpirà, che sono gli Stornelli dell'aviazione, perché già ieri accennammo a questo fatto, no? Che fummo colpiti molto tutti da quando vedemmo i primi aerei che andavano. In realtà lo stesso Armando Gil, voglio dire, fece una canzone, quella che sentiremo fra un po', Gli Stornelli dell'aviatore, perché era stato, come tutta la popolazione italiana, molto colpito dalle imprese straordinarie, parliamo aeree, che erano avvenute sul fronte franco-tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. Parliamo del 1914. Voi sapete che i primi aerei, forse l'avevamo già detto una volta, vennero usati in guerra, insomma, proprio come possibilità, il 1° novembre del 1911. Durante il conflitto italo-turco. Lì noi portammo un aereo sopra e riuscimmo a sganciare una bomba a mano su ICE. Voglio dire che questo fu il primo però di una lunga storia, perché poi piano piano gli aerei vennero utilizzati prima soltanto per ricognizione, nel senso che erano degli aerei, parliamo proprio dei primi anni, erano degli aerei dove stavano 2 persone sopra e andavano per fare delle fotografie, questo parliamo, ripeto, sempre dopo il 1911. Poi piano piano gli aerei cominciarono a diventare veramente dei mezzi di combattimento. Fate conto che quando, mi pare, se non vado errato, quando ci fu il bombardamento di Adrianopoli, la guerra dei Balcani, no? I bulgari usarono un aereo per fare bombardare. Però ecco, mi faccio svelare una delle sorprese di Pratica di Mare. Avremo proprio il Blériot del 1911, fu il primo aeroplano impiegato dall'aeronautica italiana in un'operazione. Che meraviglia, la si può vedere lì. Sarà il primo aereo ad aprire la manifestazione. Beh, io sono già là con la testa, perché una cosa mi colpisce molto. Poi mica è stata una cosa facile, voi non è che avete avuto una vita facile, perché piano piano, chi sono stati i primi che hanno messo? Mi pare i francesi che misero un fucile, fissa, no, un'arma. Iniziarono con le pistole, con poi le pistole, le mitragliatrici, poi i tedeschi che sono i maestri. Grazie a Fokker però, grazie a Fokker, perché Fokker, che era un belga, riuscì... Era belga, sembrava olandese. Olandese, insomma, da quelle parti era. Andò e pensate che riuscì a trovare la possibilità di fare partire i colpi tra una pala dell'elica e l'altra, che non è mica una robina da ridere, voglio dire. Quindi questo, e poi quando praticamente noi iniziamo la Prima Guerra Mondiale, tutte le potenze che erano, diciamo, purtroppo coinvolte in questa cosa terribile, avevano una media di 250 aerei a testa più o meno. Poi piano piano avvenne tutta questa selezione tra i migliori e questa evoluzione aerea, per cui a metà del 15 già c'era una possibilità di viaggiare. I primi aerei cosa andavano? 100 all'ora circa, sì, no? grosso modo, si iniziava a 100 all'ora, nel 18 i più veloci, che tra l'altro erano italiani, arrivavano a 200 all'ora. I Caproni. Lo SVA che arrivò a Vienna per il volo per inneggiare quello la cosa. Era l'Ansaldo Verdurio e cosa, certo, che lo prese D'Annunzio. Il 9 agosto del 18, pensate che si presentò con questi aerei straordinari, è una roba lanciò dei manifestini. Perché? Ma tu sei un'enciclopedia vive. Ma che enciclopedia? Ma sono cose della nostra. Ma non solo lo spettacolo, tu sai che. Ma no, ma questo è bellissimo. È incredibile. No, ma devi sapere. Ma il computer tu lo uccidi, perché. Maria Venturi, devi sapere una cosa. Che noi, io sono estasiata. Che a noi maschietti gli aerei piacciono molto, quindi di solito. Ma a te più o piacciono meno troppe cose, evidentemente, perché non c'è settore in cui tu non sei una treccante. Basta, grazie, ringrazio molto. Va bene. Risultato, dicevo che allora c'è stata l'evoluzione che stiamo raccontando, c'è stato il Taube tedesco, insomma abbiamo avuto tante cose. Allora, questo ha colpito la fantasia anche di Armando Gil, il grande Armando Gil, che ha fatto appunto questo Stornelli dell'aviazione, dell'aviatore, come li volete chiamare. Valeriano Maspero ce li canta ora, eccolo qua, Valeriano.
fior d'ogni fiore, ed ho imparato l'arte di volare per secondare il gusto del mio amore, fior d'ogni fiore. Passo sui monti senza mai tremare, passo sul mare senza aver timore, il sol pensiero che mi faccio amare mi allieta l'alma e mi solleva il cuore. Vola il mio cuore, vola, passa sui monti e il mare, oh come è bello amare, se corrisponde amore. Fior di gaggia, lei mi diceva sempre io t'amo assai, non vuol la mamma e tu portami via, fior di gaggia. E fu così che un dì via la portai, pel cielo azzurro quanta frenesia, lei mi giurò di non lasciarti mai, io le giurai che l'avrei fatta mia. Vola il mio cuore, vola, passa sui monti e il mare, oh come è bello amare, se corrisponde amore. Fiorin di grano, mi trema l'alma, il corno è sereno, sono 3 giorni che la cerco invano, fiorin di grano, e se l'amore suo mi viene meno, io me ne volerò lontan lontano, cercando un'altra bocca e un altro seno, il cuore tornerà più lieto e sano. Vola mio cuore, vola, passa sui monti e il mare, se puoi dimenticare, non ritornare mai più. Valeriano Maspero, visto andare nell'aviatore. Bravo, grazie Valeriano, maestro Righello e orchestra, grazie mille. Bene, adesso voi sapete che nelle nostre visite da Hollywood già da ieri abbiamo una bionda fulminante, una bionda che Hitchcock vide come l'erede, proprio colei che doveva succedere alla nostra Grace Kelly quando divenne poi principessa di Monaco. Per cui andò alla ricerca e, come ci ha raccontato ieri lei stessa, la trovò guardando uno spot praticamente alla televisione, vedendo una pubblicità, e quindi da un bicchiere di latte nacque questa bellissima attrice straordinaria che nel film che poi fece, successivamente, Marnie, ebbe come protagonista, coprotagonista, Sean Connery, e poi lei appariva a un certo punto nel film con un altro colore di capelli. Per cui qui in qualche modo lei ci ha raccontato che ieri che Hitchcock aveva questa ossessione per le bionde, questa vera passione incredibile, stranissima. Infatti tutte le protagoniste, guardate le protagoniste dei film di Hitchcock, non ce n'è una bruna, perché Ingrid Bergman quando fece il film con lui era bionda, l'aveva fatta bionda, poi c'era Eva Marie Saint che era bionda, Grace Kelly era bionda, Tippi Hedren era bionda, insomma tutte quelle che lui ha usato in tutti i film le troverete bionde. Adesso noi guardiamo però, giusto per capire com'era questo film incredibile, anche questo un intrigo pazzesco, quando prese Tippi Hedren e la mise protagonista di Marnie insieme a Sean Connery. C'è un momento, la storia è molto semplice, è di una bellissima protagonista che ha però evidentemente un passato oscuro. Noi ce ne accorgiamo man mano che il film va avanti, dalle sue paure, dalle cose strane, come una doppia personalità. È una ladra, non è una ladra. Adesso guardiamoci però il momento in cui ladra è, quindi ruba, ma è con un colore di capelli diverso. Eccola qua. Bene.
Mi avete tolto il filmato qui perché era un'esigenza vostra, altrimenti mi sarebbe piaciuto molto vedere la scena che supponevo fosse attaccata, dove lei si tinge i capelli e la vediamo. Ditemi solo dalla regia se c'è, se è un piccolo incidente, allora ce la guardiamo subito perché teoricamente doveva esserci. Eccola qua, allora la rivediamo subito. Tippi Hedren! Lo volevo vedere, mi piaceva questo quando alzavi il viso. Hello. How are you today? Benvenuta. Fine. How are you? Good, I'm fine. I have to do Oh, something. ok, you have to go there. Floradora. Devi andare da Floradora. Allora ci rechiamo subito da Floradora. Siamo How are you, sempre darling? colpiti dalla bellezza che è una cosa, è vero o no? Perché uno dice, vabbè, I must tell you something. Well, the face, il volto puoi anche truccarlo, no? Puoi metterlo eccetera. Ma le gambe, those legs, quelle sono. Those are. Grazie. Prego. Allora, Tippi, dicevi? Yeah, Floradora. Floradora è il tuo amico. Oh, Garth was so happy with you yesterday. È stato così felice con te ieri That he wants to sit with che vuole you stare again con today. te anche quest'oggi. Yes. Va bene? Ti tieni il tuo gattone allora lì vicino. Va bene, però digli che dopo non deve mangiare tutta la mia merenda. Yes, but she doesn't want to share her meal after though. Va bene, d'accordo, non sarà divisa. No, you hear that? No sharing. Ok, non c'è niente da fare, non mangerà con te, va bene? Va bene. Guarda papi che lo so che è un peluche questo qui, quindi le merende non me le mangio, lo faccio She per knows farla it's a peluche, ridere. so she's pretending it's true, but she knows exactly it's a peluche. Sa veramente But Floradora? Floradora. Would sometime today, may I have your autograph? Dice se può avere il tuo autografo durante la giornata, insomma, durante questa puntata, è possibile averlo? Vediamo tesoro, se te lo meriti certo. Yes, if you really ask for, you may have it. Oh, pretty please. Per favore, davvero, faglielo. Va bene, però intanto ti voglio cantare una piccola canzone che ho scritto Yes, but per now te. she wanna sing for you. Fantastico. Sì, allora dai, forza, com'è questa? Cosa fai? Ma è la stessa di ieri, quella canzone lì, è la stessa che già cantato ieri. Nuova. Fantastico. Ok, so, allora lasciaglielo I pure lì leave di fare l'autografo perché abbiamo bisogno, quando Okay. hai tempo fai l'autografo per Tippi, d'accordo? Ok, vai tesoro. Okay. Va I like bene. your nails, Let's go too. sit down there, please. Ok, va bene, sediamoci anche qui. Allora, qui c'è qualcosa, aspetta che ti tolgo. This is mine. Ah, è per te? D'accordo. Allora, Tippi, abbiamo visto adesso questa scena di Marnie, we just saw Marnie now. Yes. Ecco, ed è stato, tu hai lavorato in questo film con Sean Connery, where was Sean Connery? Cosa vuol dire? Era una domanda che ti volevo fare. That's exactly what I wanted to ask you. Oh, I knew that. Ecco, Yes, allora, I know. com'è Sean Connery? How's Sean Connery? Oh, he is wonderful. È magnifico lui, bisogna dirlo. And when we did Marnie, he had Quando abbiamo fatto he had Marnie, just come out of Dr. No. aveva appena finito di fare Licenza ad uccidere in Oh, Inghilterra. he was hot. Ed era veramente il numero uno Yeah, degli numero attori uno. in quel periodo, Sì. And he was just learning E stava how imparando to play golf. a giocare a golf allora. Oh, Sì. all the time, E tutto il tempo faceva practicing, continuamente esercizio di golf Mhm. sul set praticamente. Infatti, we did scenes abbiamo in fatto le between scene him practicing his golf swing. anche nel film in cui si vedeva che lui faceva pratica di golf. Very praticamente. serious. Era una persona molto seria. And of course he's very good at golf now. È anche molto bravo al golf adesso dopo aver fatto quel film. Senti, e cosa tu hai detto ieri, yesterday you just told us, che Hitchcock è stato perfino più terribile mentre faceva questo film. Was even worse than before when he made that movie with you. Come mai? How was it? What did he do exactly during Marnie? Dunque, Well, we discussed this yesterday. vedi, ce l'abbiamo discusso ieri, sai, è stato, non vorrei... Just this very possessive Era solo kind of molto quality. possessivo, come ti ho detto, voleva che facessi più o meno tutto come cosa. Hai un bel ricordo di Marnie, di tutti i tuoi film, of all your movies, qual è quello che tu in realtà preferisci tu personalmente? The one you really like best? Oh,
I like Marnie. È Marnie quello che piace più. È quello che... Marnie was a real acting piece. Lì finalmente recitavo per la prima volta. Just sort of, running from the birds. Se no il resto era praticamente solo azione, praticamente si trattava solo di correre dagli uccelli che ti inseguivano e basta. Mentre qui recitavo finalmente. Marnie was a very complicated woman. Era una storia molto complicata, una donna complicata anche da interpretare. Senti, adesso vediamo una cosa. Io vorrei tornare un pochino a Shambhala, se non ti dispiace. Let's go back to Shambhala. Okay. Perché ieri abbiamo parlato di questo safari dove voi sapete che Tippi ha dato l'anima per poterlo fare, dove ci sono oltre 700 animali. Lei li chiama i grandi gatti, my great cats. Che sono là e se ne occupa, e la cosa straordinaria che ha colpito noi è che questi animali, oltre ad essere accuditi, a essere veramente tenuti bene, sono anche, gli cambia il posto di tanto in tanto in modo che vedano un paesaggio diverso, li cura e staranno là tutta la vita, cioè non ci sarà possibilità che questi animali vadano poi da altre parti, non andranno nei circhi, anzi perché di lì provengono molto spesso, per cui io farei un saltino ancora a Shambhala e vediamo un momentino quando andate là. Voi una volta al mese Shambhala apre le porte e adesso ci spiega Tippi Hedren, esattamente, questo è un lapsus freudiano. Ci spiegherà lei esattamente tutto quello che avviene in questo meraviglioso posto che sta a pochi chilometri da Los Angeles, quindi se ci andate potete chiedere di andare a Shambhala, ci arrivate in pochissimo tempo e lei stessa illustra il tutto. Allora, guardiamoci il filmato mentre tu ricevi le persone che vengono a trovarti. Ecco, qui stai dicendo che abbiamo iniziato a intervistare dei gatti grossi da portare qui e allora qui dai il benvenuto a tutti nella riserva di Shambhala, che è una parola che vuol dire tante cose insieme, vuol dire luogo di incontro, pace, armonia. Ogni weekend speciale di ogni mese tu apri le porte al pubblico in modo che tu fai vedere qual è il mondo del grande gatto e ci sono anche degli elefanti e lati comici che si vedono nella vita di questo Shambhala. Un safari a Shambhala comprende il mezzogiorno sulla riva del lago della riserva, i visitatori possono portare con sé il loro pranzo da picnic o comprare qualcosa al ristorante, c'è anche una boutique con cartoline e souvenir, incluso in mezzo a questi regali potete trovare anche il libro autobiografico di Tippi che si intitola I gatti di Shambhala. Dopo pranzo c'è la possibilità di incontrarsi a faccia con alcuni dei più bei residenti di Shambhala. Non si possono perdere l'opportunità di scattare delle foto, quindi se andate non vi dimenticate di portare le macchine fotografiche o le telecamere, guardate qui che meraviglia, perché in caso contrario comunque c'è un fotografo sul posto che vi aiuterà. Tippi Hedren e lo staff sono lì durante tutto il tempo per informarvi e rispondere alle domande che farete. La riserva di Shambhala è diversa dalle riserve di caccia, zoo, parchi dove ci sono gli animali, perché quando un animale viene lì rimane, come ho detto, per tutto il resto della sua vita. Un'altra ragione è che vengono spostati, come vedete, continuamente tra aree diverse, così non si sentono annoiati. Cioè voi non vedete gli occhi spenti negli animali di Shambhala quando li guardate. Siamo meravigliosamente diversi anche per il nostro programma, dice Tippi, un programma che si chiama Adotta una belva, è particolare. Se scegliete uno degli animali buoni, sì, perché ci sono, ecco, questo è cattivo, per esempio, vedete, è un po' duro, ci sono i bambini buoni e i bambini cattivi. Se scegliete uno dei buoni, possiamo anche portare quell'animale fuori il primo sabato di ogni mese, eventualmente potete conoscere non solo le caratteristiche della specie, ma anche la personalità dell'animale, che mi sembra una cosa veramente magnifica. Oltre ai safari che ci sono regolarmente tutti i mesi, ci sono i giorni di adozione e la riserva di Shambhala è anche un posto per tutti i tipi di manifestazioni private, per gruppi di 35 persone o anche di più. Oltre ad avere la gestione della riserva di Shambhala, la Fondazione Roar tenta di incrementare l'attenzione del pubblico verso il mondo selvaggio attraverso una serie di programmi sui luoghi selvaggi, presentati ai bambini locali e dai gruppi di giovani della California del Sud. È bello, io amo guardare gli animali, dice questa ragazza, li guardi in TV e non è la stessa cosa. Immagina di poter avere un ghepardo in casa in questo momento.
un altro dice voglio diventare veterinario quando sarò grande. Mentre ci sono considerabili ricerche fatte sul grande gatto della giungla, Shambhala provvede a una particolare opportunità per uno studio esteso del gran gatto in cattività. Ricerche, ci sono medici che, vedete in questo momento, si occupano dei loro bisogni. Beh, mi sembra una cosa, addirittura questo muso di questo leone. Sai che we all wanna come to Shambhala, vogliamo venire assolutamente. Io credo che se la famiglia Ci Vediamo in TV quest'estate ha in progetto, appena termineremo le trasmissioni, di venire negli Stati Uniti. We wanna come to the States, all the family here. E per cui verremo sicuramente a visitare Shambhala e faremo anche un servizio nostro. We wanna shoot something there in Shambhala with you. Così faremo vedere tutto quello che succede. Senti Tippi, una cosa straordinaria che tu hai, I found you've got something extraordinary, ed è il fatto che tu non sei un'attrice, you're not an actress. Tu sei una donna autonoma, cioè sei una donna molto, molto decisa, you're a very determined woman, you're a very open woman, that's open-minded, cioè hai la mente molto aperta a tutto, per cui la tua vita non si è fermata coi film. Your life didn't stop with the movies, right? No, not at all. No, niente affatto. No, but you know, I'm very grateful for sono molto grata dell'opportunità di aver fatto dei film, perché senza di quelli non sarei mai stata capace di fare una cosa come questa, di avere elefanti, tigri, eccetera. Per cui questo mi è servito per quello. Ho capito. È molto difficile di mandarla avanti perché ovviamente costa moltissimo fare una cosa di questo genere e io lavoro 36 ore al giorno cercando di raccogliere soldi per mandare avanti questa operazione. Va avanti tutto grazie a donazioni, perché praticamente comprese le mie in effetti. Sei bravissima, so good at it. Allora, adesso mi piacerebbe guardare una cosa, che sarebbero i tuoi provini, perché abbiamo il provino, quando tu le hai fatte, your tests, when you made the movie tests, sì, quando le hai fatti, e ci le racconti, però prima direi che ascoltiamo un po' di musica, poi tornerò da te a Get Back to You and let's watch your movie test later on, okay, during the show, va benissimo? Grazie mille a Tippi, Angelo. Sì. Scusa. I have a present for you. Un regalo per me? Un regalo. Allora dalla forma secondo me è una cravatta. Una cravatta, fammi vedere. Che meraviglia! Con gli animalini! La cravatta con gli animalini! Me la metto subito, guarda. Adesso... Sì, no, ma metti i tuoi adesso, mi piace moltissimo. Mentre loro fanno la canzone me la metto subito, perché adesso abbiamo una canzone molto carina, devo dire. Si chiama Fresca Fresca, cioè, you know, fresh praticamente. That song we're singing now. Adesso ascolta, è una canzone molto bella. Devo dire che questa canzone è stata fatta, molti dicono a Donnarumma. In realtà la più brava a fare questa canzone era Tina Castigliana. Io credo che abbiamo, eccola qua, guardate, questa era una... cantante straordinaria, soprattutto nelle macchiette. Si chiamava Castigliana perché era il maestro Mattiello che l'aveva ribattezzata così. Lei si chiamava Concetta, come si chiamava lei? Sì, ma come si chiama? Sì, ma io parlo quando cantava. Come si chiamava? Concetta, aveva un altro nome, Tina. Praticamente Concettina, Tina viene da Concettina. E poi l'altro invece Castigliana glielo diede Mattiello perché prese il nome o dalla canzone Castigliana o da Begli occhi di Fata, uno dei due, adesso non ricordo esattamente, e praticamente ha cominciato a 11 anni al Teatro Eden lei a cantare. Era talmente forte che poi stette 8 anni con Viviani, andò con tutte le più grandi compagnie ed era eccezionale. Uno dei suoi cavalli di battaglia era appunto questa canzone che era stata fatta da Pisano, no? E si chiamava Fresca Fresca. Adesso noi ce l'ascoltiamo da Gennaro Cannavacciuolo. Ma sentite che calore, mamma bella sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a camminare. Io per me passa la giornata dentro all'acqua margellina, ma al 6-7 da mattina perché mangia rinfresca. Fresca, fresca, sola, una persona si consola, così veste che si asciutta, si guadagna la salute. Che piacere, che godere,
com'è bello a respirare l'aria dolce del mio mare. Ah, che calore, che calore. Buonasera, colonnello. E che calore. Nella casa Maggiomissa 23 ventilatori, si mi miden a fanboni la riglassa sta. Bello mio come da bene, con sto caldo che è un inferno. Ne parliamo in dall'inverno, no, ma non mi voglio riscaldare. Mimì, non mi toccare, non mi voglio riscaldare. Fresca, fresca, sola sola, la persona si consola. Questi veste che asciuga, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, e ti asciughi anche il sudore perché c'è il ventilatore. Ah, che calore. Maestro. Ah, che calore. Nella stanza da dormire Maggiomissa due ghiacciere, quando è a sera, che piacere, com'è bella chiacchiere. Poi mi pranzo tutti i giorni 4 fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè. Ah, fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così veste la sua asciuga, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, questo caldo che si muore, sono fresca di fuori. Fresca, 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 sola sola, una persona si consola, questi veste che si asciuga, si guadagna la salute. Che piacere, ma che godere, questo caldo che si muore, sono fresca di fuori. Che calore. Gennaro Cannavacciolo, grazie maestro. Fresca, fresca, fresca grazie. Fresca. La dedichiamo noi a Tina Castigliana. Arrivederci. Tanti saluti. Grazie maestro. Bene, e adesso andiamo dal colonnello Giancarlo Bellini, eccolo qua. Gianmarco, scusi. Beh, insomma, lei ha vissuto una bella avventura, visto che oggi celebriamo in questi giorni questo anniversario. Sì. Una bella avventura la sua. Senta, ma com'è stata esattamente? Cioè voi eravate partiti nel 18 gennaio del 91, giusto? Sì, noi abbiamo fatto la prima missione di guerra del contingente italiano. Sì. Ricordo che noi eravamo giù per liberare il Kuwait sì. dall'invasione da parte delle truppe irachene, che in agosto del 90 avevano invaso questo Stato sovrano e quindi avevano tolto la libertà a questo popolo. Certo. Quindi nella coalizione noi eravamo con un piccolo contingente, eravamo lì e facevamo il nostro contributo. Quindi eravate, cos'erano? 7 Tornado eravate partiti, no? Eravamo 8 Tornado quella sera. 8. E vi rifornivate in volo perché era molto distante, giusto? Noi eravamo proprio nella parte sud del Golfo Persico, negli Emirati Arabi, quindi una zona abbastanza lontana dal teatro di operazione, cioè dal Kuwait. Quindi avevamo bisogno di un rifornimento in volo e di una lunghissima tratta per portarci sull'obiettivo. Ma come mai riusciste solo praticamente voi ad avere questo rifornimento e tutti gli altri Tornado non riuscirono, dovettero tornare indietro, giusto? Ma io penso, guardi, io mi sono ritenuto un gran fortunato quella notte. Poi alla luce dei fatti penso che forse un po' di sfortuna l'ho avuta, perché se non fossi riuscito neanch'io a rifornire quella notte probabilmente sarei rientrato come tutti gli altri. Ricordo che quella era una posizione abbastanza inusuale per fare rifornimento in volo, in quanto in quell'area si creava una fortissima turbolenza, specialmente, infatti era la prima volta, e da quella notte non è più stata fatta in quella zona, ma è stata fatta in una zona all'entroterra dell'Arabia Saudita. Sì. Quindi io, diciamo, sono stato un fortunato perché sono riuscito a fare rifornimento in volo e sfortunato perché, pur non sapendolo, ero da solo a fare quella missione, quindi... Perché lei non lo sa, in effetti non era il corrente di questo che eravate rimasti lei e Cucciolone praticamente. Sì, io sapevo della mia, diciamo così, del mio contingente italiano che ero rimasto da solo. Sì. Però c'erano più di 40 missioni in quella notte che dovevano attaccare obiettivi simili al mio. Sì. Quindi io consideravo che gli altri ci fossero, almeno ci fosse qualcun altro nella... Senta, colonnello Bellini, ma però la cosa che io volevo sapere,
In qualche modo lei non pensa che il fatto, perché lei a un certo punto, quando è stato attaccato dalla contraerea di Saddam, ha tirato questa maniglia, no, per essere espulso dall'apparecchio. Ecco, lei è svenuto in quel momento, giusto? Così, io non ricordo assolutamente nulla, non ricordo niente di quella, circa una ventina di minuti prima del mio lancio fino a una decina di giorni dopo. Quindi ho proprio un buco completo. Ha proprio di memoria, ha completamente cancellato tutto. Cancellato tutto, molto probabilmente è stata una reazione della mia mente che ha eliminato una parte forse poco gradevole di quel periodo. Però a detta dei colleghi e degli amici che avevo con me, prigionieri di guerra insieme a me, io sono sempre stato cosciente. Ho capito. Quindi presumo che sia stata un trauma, il trauma soltanto di quello che è capitato, perché quelli sono momenti addirittura impensabili, insomma, uno neanche se l'immagina con la fantasia più scatenata che possa capitare questo. Senta, però l'hanno trattata molto male, poi mi pare, giusto? Perché mangiavate pane e acqua. Mangiavamo pochissimo, infatti ho perso un bel po'. 10 kg. È una discreta cura dimagrante, diciamo. Abbastanza efficace, diciamo. Che poi quando viene liberato? A marzo? Noi ci hanno liberati il 4 marzo, però abbiamo passato la notte a Baghdad perché il tempo era pessimo e quindi il velivolo della Croce Rossa Internazionale non è potuto venirci a prendere a Baghdad e quindi abbiamo dormito una notte al nuovo hotel di Baghdad. Ma quando c'è stato noi alla televisione abbiamo visto quel diciamo messaggio che Saddam aveva fatto mandare a tutte le televisioni, dove Cucciolone praticamente, abbiamo capito, perché non si sapeva niente di lei in effetti, è stato quel verbo al plurale che ha fatto cominciare a intuire che lei potesse essere vivo, giusto? In quel messaggio che poi lui aveva dovuto imparare, l'avevano obbligato a dire con questo occhio nero oltretutto. Sì, lui si riferiva all'equipaggio, cioè lui ha sempre parlato al plurale, ha sempre detto we, ha sempre parlato in questi termini al plurale, però si riferiva all'equipaggio, forse lì non intendeva parlare dell'altro membro dell'equipaggio che fosse vivo o meno. Insomma, ho capito, quindi secondo lei non era questo? Può anche essere adesso. Lei in tutto quel periodo che cosa pensava? Pensava di riuscire a cavarsela o no? Cioè dentro in cuor suo che cosa pensava? Ma io ero convinto che non ero io a decidere sarebbe stato, quale sarebbe stato il mio destino, diciamo. Ma lei non intuiva che evoluzione avrebbe avuto? Noi sapevamo come stava andando la guerra, perché io avevo un kuwaitiano che era prigioniero insieme a noi, che appunto parlando arabo riusciva a intuire i discorsi dalle guardie irachene, capiva un attimino come stavano le cose. Sapevamo che la guerra aveva preso una direzione unica, cioè non c'era possibilità di malintesi o possibilità che gli iracheni potessero prendere il sopravvento. Però questo ci spaventava ancora di più, perché potevate diventare un'arma di ricatto a un certo punto. Oppure potevamo anche diventare un'arma di reazione proprio in consulta. Questi venivano dentro, sparavano a tutti e lì era finito, insomma. Quindi il rischio, la possibilità di finire male ce l'avevamo tutti i giorni, quindi sapevamo benissimo. Quando si è reso conto che poi invece... Il 3 marzo. Proprio il giorno prima soltanto? La domenica del 3 marzo, quando ci hanno costretti a lavarci. Ci hanno sbarbati, a me avevano tenuto i baffi perché sono stato io a tenerli. Ho detto no, io ce li avevo anche prima i baffi. No, perché le spiego per quale motivo. Perché avevano un rasoio che era pessimo, quindi mi aveva già fatto dei tagli pazzeschi, quindi ho detto qui se continuano così, quindi che mi rovinano. E questo almeno allora ho detto, era un ritorno alla vita, un segno di ritorno alla vita, almeno pensare questa cosa. Senta, noi abbiamo una bella fotografia che Epoca ha pubblicato, adesso le faccio vedere, il 6 giugno del 91, c'è questa bellissima foto di Epoca con Lady Diana. Lei è andato a Londra praticamente? Sì, siamo stati a Londra nel 92. Sì. Era in occasione della consegna di alcuni riconoscimenti per i piloti della coalizione che si erano lanciati nel Golfo Persico, che erano rimasti prigionieri. Sì. Avevo un sacco di colleghi, tra l'altro colleghi inglesi, che appunto erano con me in quei giorni di prigionia. Io non le chiederò ovviamente di Lady Diana, perché sappiamo... Io ho un ricordo molto bello della principessa, perché
nonostante l'etichetta estremamente formale, noi avevamo addirittura, era arrivato un colonnello proprio del reparto che hanno loro per diciamo così, per l'etichetta. Per le funzioni ufficiali. Che era venuto un giorno prima a spiegarci come ci dovevamo presentare, eccetera. Invece la principessa è stata estremamente cordiale, ha avuto delle parole di conforto con tutti. Quindi a me è stata una persona normale, cioè come una persona normale che... E infatti è stata un po' sempre la sua battaglia, no? Ha combattuto sempre, in qualche modo Lady Diana ha sempre combattuto per riportare un po' più vicino alle persone normali anche quello che era un po' l'etichetta reale, così rigida, un po' codina di una volta, no? Sì, però lei si tirava fuori molto bene da questo. Molto bene da questo. Senti, è stato un vero piacere, Anche soprattutto stringere la mano. Grazie di essere stato qui con noi. E a proposito della guerra, adesso vi farò ascoltare una canzone, vi farò sentire una canzone che vi prego di ascoltare con molta attenzione, è una delle mie canzoni preferite, veramente, ed è una canzone che mi ha colpito per molti versi, non è di oggi, è sempre di una guerra anche questa, ed è della guerra di secessione, la guerra civile americana. Voi sapete che questa guerra è stata abbastanza strana perché in effetti a noi arriva attraverso i film come una guerra che è stata combattuta per l'abolizione della schiavitù. In realtà non è esattamente così, cioè anche quello era uno degli elementi che potevano essere, però era un contrasto estremo tra gli stati del sud e gli stati del nord. Gli stati del sud, che si chiamavano confederati, ed erano 7, praticamente si erano messi insieme, a un certo punto volevano decidere di staccarsi da quella che si chiamava l'Unione di tutti gli Stati Uniti, che erano poi quelli del nord, infatti erano quelli dell'Unione. E quando decisero di fare questa cosa, decisero che volevano in qualche modo essere liberi di decidere la legge dello Stato, volevano essere liberi di decidere anche di potersi staccare dall'Unione se avessero voluto. E un'altra delle cose che volevano decidere era quello di come regolamentare in qualche modo la schiavitù. Gli stati del nord invece questo non lo volevano, ma soprattutto era anche una lotta di interessi, mentre nel nord c'erano delle grandi industrie, c'erano delle cose, le fabbriche, eccetera. Al sud in realtà tutta l'economia era basata sulla coltivazione dei campi di cotone e quindi sulla schiavitù. Ecco perché il sud cercava di resistere il più possibile, perché pensava che sarebbe venuto a mancare il sostentamento economico proprio di tutto il paese. Ecco, diciamo che quello che può essere un po' considerato poi la possibilità di riscattare la schiavitù, quella che si chiamava un po' l'emancipazione della schiavitù, perché questi erano i termini che venivano usati allora, era abbastanza secondario a quello che fu poi questa guerra sanguinosa e tremenda. Scoppiò con un incidente che tutti gli americani conoscono nel 1861 a Forte Sumter, venne sparato il primo colpo di cannone, lì partirono fino al 65 una guerra sanguinosissima che colpì tutti. Ecco, da questo ambiente nasce una canzone straordinaria che mi è stato molto difficile tradurre, però ve la volevo far sentire. Si chiamava Il figlio amato di chissà chi. Questo è il titolo. Ed è stata una donna che l'ha fatto questa canzone, una donna che passando in un ospedale dove c'erano ha visto tutti questi soldati feriti a morte o questi soldati morti, colpita da questa situazione, si è chiesta per la prima volta, ha detto: questa persona è amata da qualcuno, questa persona ha qualcuno che lo sta aspettando a casa, questo ragazzo che è morto avrà una madre che in questo momento evidentemente scruta l'orizzonte e aspetta di vederlo tornare. Per cui dice: chi dirà a questa madre dove è morto suo figlio? Ed è una domanda che succede molto spesso in guerra, perché non tutti hanno la fortuna né la sfortuna di sapere che... Io ricordo che mio padre, tornando dalla Russia, per esempio, si fermò e fotografò le tombe dei suoi commilitoni quando le trovava, perché voleva che le famiglie lo sapessero dove era questa cosa. Per cui immagino che durante questa guerra tremenda, che fu... Badate bene, una guerra tremenda sotto molti profili, perché si usarono delle armi nuove, per esempio, in questa guerra. Quindi le altre nazioni studiarono molto bene l'uso di queste armi per capire in futuro come si sarebbero combattute le guerre. Allora, ripeto, per me la canzone è struggente, vuoi come musica, che è stato un certo Hewitt che l'ha scritta, vuoi come parole. Vi prego di seguirla, perché è la storia di una donna che guarda appunto questo soldato morto e dice: nel reparto
nella corsia praticamente di questo ospedale, dice: nel reparto dai lunghi lindi corridoi, dalle pareti bianche, dove riposano i morti e giacciono i morenti, feriti da baionette, sciabole e pallottole, il figlio adorato di chissà chi venne portato qui un giorno. Il figlio adorato di chissà chi, così bello, così valoroso, con ancora un viso dolce e pallido, che presto la polvere della tomba nasconderà, mentre un raggio di sole sosta sulla sua grazia infantile, il figlio adorato di chissà chi, l'orgoglio di casa di chissà chi, giace qui. Chi dirà a sua madre dove è morto suo figlio? Simona Patitucci, il figlio adorato di chissà chi. Somebody's Darling. Into the ward of the clean, whitewashed halls, where the death slept and the dying lay, wounded by bayonets, sabers and balls. Somebody's darling was born one day. Somebody's darling, so young and so brave, wearing still on his sweet yet pale face, soon to be hid in the dust of the grave, the lingering light of his boat's grace. Somebody's darling, somebody's pride, who'll tell his mother where her boy died. Matted and damp are his tresses of gold, kissing the snow off that fair young brow. Pale are the lips of most delicate mold. Somebody's darling is dying now. Back of his beautiful purple-veined brow, rush off the wandering waves of gold. Cross his white hands on his broad bosom now. Somebody's darling is still and cold. Somebody's darling, somebody's pride, who'll tell his mother where her boy died. Somebody's watching and waiting for him, yearning to hold him again to her breast. Yet there he lies with his blue eyes so dim, and purple childlike lips half apart, tenderly bury the fair unknown dead, pausing to drop on his grave a tear, carve on the wooden slab over his head. Somebody's darling is slumbering here. Somebody's darling, somebody's pride, who'll tell his mother where her boy died. Simona Patitucci, grazie, bellissima. Grazie, grazie di avermela fatta Grazie scoprire. Sandro Gibellini. Grazie all'orchestra. Grazie mille.
È una canzone struggente. Anche tu in lacrime. Lo siamo tutti. Lo siamo tutti. È una canzone che prende perché è così vera. So true this song. È proprio. Ti colpisce veramente, è una cosa incredibile. Fu Marie Revenant de la Crotte che scrisse questo testo quando visitò appunto l'ospedale. Vabbè, adesso sono in lacrime anch'io, un po' di pubblicità, ci vediamo dopo. Bentornati. Bentornati. E il momento è arrivato. Finalmente ce l'abbiamo Mario Merola e Gigi D'Alessio. Eccoli qua. Grazie. Allora, Gigi, prima di sentire Cent'anni, io volevo però sentire da Mario almeno un pezzettino dei grandi classici, un grande classico della canzone napoletana. Sì, siamo proprio, diciamo... Prima abbiamo fatto le lacrime americane. Ma facciamo quella napoletana. Lacrime napoletane, perfetto. Vabbè. Perfetto. Mario Merola, Gigi D'Alessio al piano. Ma avete scritto a Sondolelle chiama. Chi l'ha lasciata sta lontana ancora, che va già disi e figlia vanno la mamma, facite la tornare che è la signora. Io no, io non torno, ma ne resta fuori e resta a faticare per tutta quanta. I caggio per patria a casa d'ora. Io so carne macella, mamma, so emigrante. E c'è una cosa là che la massa America a noi napolitani, a noi a casa chiagnin, o cielo Napoli, come mi amare, sto Vabbè, da te poi diventa il sapore vero di Boglio, viene fuori. Boglio. Buon Giovanni, devo dire che Buon Giovanni anche il musicista. Ha fatto e volevo dire una anche il cosa. musicista di ieri, era Albano. Sì, Albano. Mentre l'arrangiamento era di Tonino Esposito. Sì, la canzone che abbiamo fatto ieri. Perdonami Paolo. No, è giusto, Albano, anche Albano, Albano, Boglio. che avevano fatto un binomio straordinario sulle canzoni. Zappatori hanno... Beh, Buon Giovanni, buttalo via. Buon Giovanni ha fatto Fili d'oro, Palomma con Di Giacomo, però insomma quelle... Senti... Non si discute. Però sai, non ho cantato un pezzo di perché dovevo fare questo pezzo, però creare un'atmosfera in una parte sola. C'è in pieno. Questa. Adesso Grazie. noi abbiamo una storia di Napoli... Sì. Con Cent'anni abbiamo una storia di Napoli praticamente vista da due Niente, visioni. un giorno voglio contare questa aneddota per cortire perché so che abbiamo poco tempo a disposizione. No, ce l'abbiamo. Però ti dirò Paolo, lui è un grande come musicista e scrive pure, assieme a un altro ragazzo che è in campo, si chiama D'Agostino. Sì. Quindi lui, Gigi. Gigi. Quindi lui un giorno l'ho visto come San Luigi, sai, Gigi, San Luigi. Ha detto, guarda, tu devi cantare. Il giorno dopo, io sono amante dell'8. Sì. Io l'ho preso, grazie a te, ho preso qua, 65-80. Ho preso. Meno male. Sì. Il colonnello che piangeva. Ti ricordi? Sì, esatto. 80 la guerra e 65 il pianto. È uscito a Firenze. Grazie, colonnello. Grazie. Bene.
Il giorno dopo io stavo di lotto, lui ha detto ma quale lotta eterna e quaterna, la quintina ce l'ho io. E mi ha portato questo pezzo e si è messo a cantare. Adesso è Gigi D'Alessio. Quindi ha portato questo. È una bella storia che io vi farò ascoltare. 100 anni. 100 Allora, 100 anni. Eccolo qua, Mario Merola, Gigi D'Alessio. E va là, mo può partire, guarda. Ma raccomando, se vai all'estero, non ti scordare la cartolina, niente dell'angoppo cuore, io non mi portaio e poi non dormiendo male, non ti scordare, Gigi, la cartolina, niente dell'angoppo cuore, notte e giorno, non ti scordare, ma può partire, va, 100 anni, 100 anni, 100 anni. Mario Merola, Gigi D'Alessio, è bellissima, posso dirti, a me piacciono Matti. Grazie. Voglio dire, se si riuscisse a fare... È un suo pensiero, eh? Beh sì, certo, è molto bello. Vabbè, proprio con Paolo Martini diceva, pensa a un festival di Napoli con queste canzoni, mai voglia, sarebbe un trionfo. Grazie mille. Io penso che al Festival di Napoli, penso che Gigino sarà il primo. Veramente, una delle voci è un più belle, bel artista. Tanti ragazzi bravissimi, ma Gigino ha qualche cosa in più, perdonatemi. Beh, è un buon augurio fatto da lui, da Merola. Bene. Maria Venturi, sono appassionanti, non c'è niente da fare. Appassionante. Appassionante è la parola giusta. Davvero. Come lo è questo libro tuo, che adesso faccio No, vedere. non è mio, io l'ho tradotto. Però, è una cosa... sì, tuo nel senso che poi spieghiamo il perché io Sì, certo. dico tuo tra virgolette. Eccolo qua, quello qui, Madre e Ossa, come vedete Daniele Gerard è quella che, la signora che l'ha scritto e poi Maria Venturi l'ha scoperto e l'ha tradotto. Raccontaci questa storia che è veramente bellissima, cioè come è capitato? Guarda, questa è una signora, una donna, una madre. Sì. Che dopo il terzo tentativo di suicidio si rinchiude, viene salvata, si rinchiude in se stessa, non parla più, non dice più niente. È una cosa vera, eh? È una storia verissima. L'unico contatto con il mondo esterno trova una giovanissima psicologa che la costringe a scrivere, a buttare fuori quello che, quello che le è accaduto, quello che le è successo. E attraverso questa ricostruzione, stentata all'inizio, la psicologa scopre che alla base di tutto c'è questo rapporto devastante madre-figlia. Cioè è vero, cioè lei effettivamente nella vita aveva una figlia. Lei ha una figlia, ha questa figlia, è una storia, guarda, terribile, molto dura, però te la riassumo brevemente, è la storia di un rapporto flagellato da incomprensioni, da silenzi, da malintesi, con delle cose drammatiche che succedono, un rapporto d'amore profondissimo, estremamente infelice e patologico, però a dispetto di tutto c'è una voglia di normalità, di riscatto, quando è uscito questo libro, un settimanale femminile molto importante ha fatto molte pagine dedicato, perché è veramente un libro fondamentale in questo rapporto. Scusa Maria, sì. Posso interromperti in questo senso? Io lo capisco, però tu che lo conosci molto bene ne stai parlando da una persona che lo conosce. Noi che non l'abbiamo ancora, diciamo, le persone che non hanno letto forse non arrivano a capire. Diciamo che questa storia vera, questa signora, questa Danielle Girard, diciamo, che ha scritto il libro, è stata spinta, aveva un grosso problema, ha tentato di suicidarsi 3 volte, hai detto, giusto? Ha tentato di suicidarsi 3 volte. Quindi ha trovato questa professoressa appassionata, questa giovanissima psicologa che se l'è presa a cuore. Si è fatta carico di lei. E poi le ha detto scrivi? Gli ha detto scrivi, molte volte c'è anche in psichiatria questa terapia dello scrivere, del buttare, però lei era muta. E da, allora, da questo magma di appunti è uscita la storia vera sua. È uscita la storia vera che era sua, drammaticissima, che è una storia cioè, praticamente drammatica. La figlia violentata a 3 anni. La figlia è stata violentata a 3 anni dal padre, non ha il coraggio di raccontarla. Però ti volevo dire che a dispetto, che è un libro durissimo, io ti assicuro nel rimetterlo insieme, nel ridare una cronologia, eccetera, sono stata male, deprimente, però ti stavo dicendo che tutte le donne famose a cui è stato dato come campione di lettura, e questo settimanale femminile ha fatto un bellissimo servizio, Rita Dalla Chiesa, che è una delle donne più intelligenti che conosco, ha detto la stessa cosa che ho capito io, che ho provato io, cioè nonostante questo rapporto patologico, orribile, infelice, incidentato,
credo che ogni madre ritrovi delle situazioni, parti di verità, dei brani. È un libro per certi versi illuminante nel rapporto madre-figlia. Tu capisci, enfatizzato, drammatizzato, il perché nascono dei piccoli attriti, delle aggressività, dei rancori. Si arriva addirittura molte volte all'odio che separa madri e figlie, e tu capisci qual è la strada. Perché lei era arrivata in fondo a odiare questa figlia poi? Ma nel libro è spiegato benissimo. Per esempio, lei parte da un senso di colpa terrificante, e questo nessuno te lo spiega, perché noi abbiamo come la cultura obbligatoria dell'amore materno. L'amore materno obbligatorio, tu devi provare determinati trasporti, Questa donna ha un parto, per esempio, difficilissimo, cosa che succede a moltissime donne. Ha un parto terrificante, le danno la bambina immediatamente, lei ha come un rifiuto, dice non la voglio vedere, non la voglio, cioè lei in quel momento è talmente sofferente che non ce la fa e lei resta colpevolizzata per sempre, perché è come l'impressione di avere rifiutato la figlia. Ma lo farebbe chiunque, ma quando lo farebbe, uno delle cose dice no, è meglio un non normale, averla, aspetta un solo questa. momento, Esatto, ecco. sì. E qui sai, tutto si gioca sulla retorica, ma ti assicuro che è un libro Questa copia me la veramente- lasci, me la ma tengo molto io. volentieri. Questa qui, dopo Sì, mi fai la senz'altro. dedica, me la tengo io. Benissimo. Ti ringrazio molto Maria Venturi di questa cosa. Arriviamo già in pubblicità. Qualche secondo di pubblicità ti andrebbe bene. Siamo subito da voi. A tra poco. Bentornati, bentornati. Adesso andiamo, qualcuno magari, se non l'avete visto andatelo a vedere, è un film molto carino. In italiano si chiama Parole, parole, parole e in francese On connaît la chanson. E sta andando, cioè si conosceva la canzone, ed è un bellissimo film in cui ci sono questa storia praticamente porta avanti anche da tante canzoni. Tra queste canzoni, rivedendolo, sapete che nel fondo della memoria restano le canzoni. Una canzone che avevo sentito da bambino di Henri Garat, mi ricordo che era bellissima, e si chiamava Avoir un bon copain, avere un buon amico, ed era una canzone che mi ricordava appunto, l'ho vista nel film e ho detto ma quanto è bella sta canzone, ma perché non la rispolveriamo? Anche perché in realtà, pensate alla curiosità, la canzone ha avuto un grande successo in Francia, però ancora prima l'aveva fatta Willy Fritsch in Germania e si chiamava in Germania Ein Freund, ein guter Freund, cioè un amico, un buon amico. E aveva preso, i francesi poi l'hanno presa e l'hanno resa popolarissima. Willy Fritsch l'aveva fatta in tedesco, mi ricordo. Risultato che era talmente bella che dico, questa bisogna rispolverarla. E ovviamente immaginatevi, l'anno in cui l'hanno fatta è il 1930, ed è una canzone proprio di giovinezza, piena di giovinezza, di allegria, di voglia, di quello che si ha a quell'età, quando il cuore dice, la stessa canzone lo dice, batte come un motore, avere un amico, poter andare, vale tutto il mondo in quel momento, vale più di una bionda. Vi dico, vi mette assolutamente allegria. Allora abbiamo rinvitato da Parigi Franck Gergaud, eccolo lì dietro il biondo, poi Ramon Pereira che sta alla destra di Alberto Garbelli e Bruno Mottu che è quello di origine italiana che sta qui. E poi ovviamente Alberto Garbelli, Avoir un bon copain. Eccolo qui. C'est le printemps, en avant, le cœur à l'évent en bas gaiement, droit devant nous, sans savoir tout, nous vivons comme des fous. Un jour, tout nous sourit, d'un seul autre, on est bien notre ami, aussi chantant sous tous les temps, les bonheurs des garçons. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde unie, main dans la main, à chaque seconde. On rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Les deux aveux des amoureux avouent-le maintenant ces vieux jeux. Sexe et charbon, très leurs serments ne sont que des boniments. Point de baiser pour s'écriser sur une route soupie dégazée. Les grands d'amour, ça dure un jour, l'amitié durera toujours. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde unie, main dans la main, à chaque seconde.
Bellissimo! Alberto Corbelli, gli Accordion Boys. Grazie. Bravissimi, eccoli qui. Gerò, Frank, grazie mille. Allora, grazie, tornate, ci vediamo domani, senz'altro nella puntata. Grazie ancora ragazzi. Adesso, voi sapete che abbiamo avuto domenica sera questa trasmissione insieme ad Albano, Romina Power, Massimo Ranieri, eccetera. Allora, vi è piaciuto talmente tanto che questa domenica che sta per arrivare, faremo un altro speciale insieme a loro, in compagnia, con tutte le belle canzoni all'italiana, qui su Rai 2 alle 20:50 in prima serata. Allora, adesso, giusto per riaverli anche durante qui le nostre trasmissioni giornaliere, abbiamo Massimo Vigliani Ranieri e Al Gigi Albano. Eccoli qua. Al Gigi. Potrei provare a scriverti, è vero, ma questa notte resto qui a farmi male, non più di 3 secondi a canale. Quegli scemi ridono, non li posso più guardare. C'è sempre una speranza vana che dentro quello schermo, per puro incanto, invece che squallore e rimpianto, all'improvviso arrivi tu e mi vieni a prendere. Io sarò un romantico e anche uno che sogna, sembrerò ridicolo, ma ormai sono così, no, non posso fingere, e quando ti vedrò, coraggio sì, ne troverò, ci riuscirò, ti parlerò d'amore come non fosse un'illusione, sesso e passione e vuoto immenso, oscura voglia di tradimento, ti parlerò d'amore, mi sembrerà così normale, senza mistero né dannazione, lasciarmi andare insieme a te. Grazie. Lei non lo sa, lei è seduta sulla sedia di Albano. Mi faccia vedere cosa c'è là sotto, che magari ha lasciato qualcosa. Guarda, gli occhialetti. Questo vuol dire che lui tornerà domenica, perché lo conosco, è tirchio. Per un paio di occhiali tornerà. Dove andrà? Verso il sole, fammela vedere, vai, vai, vai. Devi andare verso il sole che c'è. Con gli occhiali non leggo. Quante volte ho chiesto verità, quanti volti nell'oscurità, vita che non sempre è poesia, nei silenzi urlati per la via, come gufi a mezzanotte, sui monti di cemento, come anime profonde nell'immensità del tempo, pioggia di emozioni su di noi, densi di pensieri gli occhi tuoi, guarda com'è grande la città, l'uno contro l'altro la realtà, che grida per amare, devi andare verso il sole che c'è in te,
tocca, mi tocca. Gigi Vignali. Poi ne verranno altri, io lo so, certo, io lo so. tutti là, Ciao. altri e grossi anche. Ciao Gigi, grazie. Bene, allora, grazie, hai visto che l'avevo messa subito la tua cravatta, your gift is there, è magnifico. Ma parli anche italiano tu però? Ho capito che parli un po' di italiano, a little bit of Italian. Me? Sì, vero che dici? Fettuccini. Ciao. Ciao. Ciao, arrivederci. Arrivederci, questo è l'italiano. Guardate una scena d'amore, guardate in questo momento Alida, prendili perché sono lì, guarda la scena d'amore, sono loro, guardali, li vedi? Grandi bacini, guarda, è bellissimo. Ecco, dopo, adesso Norton non vuol giocare adesso, dopo, allora, adesso siamo seri un attimo Norton, perché allora chiediamo a Silvia subito. Eccolo qui, Silvia Scarottico, anche tu sei una volontaria della Leal, giusto? Sì. E quindi presentiamo subito i nostri... amore, dopo, adesso non si può. Fatti vedere prima, perché se no non troviamo casa noi. Allora, raccontiamo la storia di Norton. Norton è stato trovato, è stato riconsegnato al canile dalla padrona perché non lo poteva tenere, purtroppo per ragioni di salute. Immaginatevi questi cagnolini quando hanno questo tipo di problema, in effetti, che poi sono abituati a stare in casa, ad avere affetto, eccetera, si trovano di colpo nel canile, è drammaticissimo. Infatti è molto allora, dimagrito se lui, voi voleste, dimagrito perché non è mangia, perché è triste, per quello, sì. e questo è il punto. Adesso l'amore lo fa, no, dopo, te la sposi dopo, la sposi dopo. Allora, diciamo, se qualcuno lo volesse, per cortesia può chiamare al numero di telefono della Leal, che è lo 02 29 40 1323, esattamente quello che sta apparendo in sovraimpressione adesso. Poi invece abbiamo Tea. Tea è una situazione diversa completamente, perché Tea è stata trovata a Limbiate, nella zona di Limbiate, guardate che meraviglia, è di una dolcezza, è timidissima. Tea, lo so, hai ragione, però adesso un attimo solo, guardiamo, puoi girare un po' il musino, un pochino, ecco, è bellissima, molto bella. Allora, lei, che è molto timida, ha molta paura perché sente tutti questi rumori, ma non fanno niente questi rumori, sono solo cose. Noi cerchiamo casa anche noi con Tea, che è molto dolce. Io credo che Tea sia stata probabilmente persa, si sia persa più che abbandonata, perché stava bene quando l'hanno trovata, non era in brutte condizioni, vero Silvia? Era abbastanza cosa, per cui se qualcuno la riconoscesse, ripeto, all'Imbiata è stata trovata, se qualcuno la riconoscesse sappiate che è qui con noi, se no anche noi abbiamo bisogno in questo caso di casa, anche lei è molto triste. No, il timore è che sia stata abbandonata da qualche cacciatore perché ha paura dei colpi molto forti, dei colpi, per cui può essere che degli pistola. spari. Infatti a questo proposito volevamo appunto ricordare che i cani da caccia non sono necessariamente soltanto cani da caccia, ma sono degli ottimi cani da compagnia, e sono ottimi soprattutto con i bambini perché sono veramente dolci e di compagnia, per cui c'è un po' questo mito da sfatare del cane da caccia solo per la caccia, non è assolutamente vero. Sono dei cani molto da compagnia. Bene, speriamo che arrivi veramente... Lei poi in particolare è dolcissima. Allora vi prego, se avete, ripeto, bisogno di allegria in casa, come dico sempre, di tirarvi un po' su, cacciare la depressione, se avete bisogno di fortuna, qui ce ne sono due quest'oggi, 02 29 40 1323 è il telefono della Leal, chiamate, grazie. Bene, a questo punto è arrivato il momento del TG, qualche momento del TG e subito dopo il TG incontro con, da Hollywood sempre, Kathryn Grayson, la partner di Frank Sinatra e tutti gli altri antifilm, ancora per qualche canzone, subito dopo il TG, tra qualche minuto. Bene, ma adesso andiamo ancora all'epoca d'oro di Hollywood, perché abbiamo qui con noi sempre Kathryn Grayson. Eccola qua. Kathryn. Allora, avevamo detto che avremmo parlato di Mario Lanza. We said we would talk about Mario Lanza. Yes. Quando l'hai incontrato, where did you first meet him? I met him when Ida Koverman, Quando, Mr. Mayer's executive secretary, quando la segretaria del dottor Mayer, insomma del capo della metro, took Mr. Mayer and my husband e ci Johnny portò, sì, con mio marito Charlie, to see Mario a vedere Mario Lanza at the Belcanto, al Belcanto, at
the Hollywood Bowl. alla Hollywood Bowl, che è un locale all'aperto che si trova a Hollywood, dove fanno sempre durante le serie d'estate i concerti, dove va la gente, insomma è quella specie di tazza rovesciata che avete visto spesso nei film. Mi pare che tu abbia addirittura fatto una scena, I seem to remember you made a movie where you were singing at the Hollywood Bowl, giusto? Avevi fatto... That was with Frank and Gene Kelly. Ero con Frank Sinatra e Gene Kelly in quel film. Era Due marinai e una ragazza. I think it was Anchors Away, right? Yes. Ecco, quello era il film. Allora, senti, per cui sei andata alla Hollywood Bowl, you went there, and you saw Mario Lanza. Hai visto Mario Lanza che cantava. What was your impression? Quando è stata la tua Well, it impressione? was a fantastic voice. È stato un ragazzo, una voce fantastica. And then we went backstage. E poi siamo andati a salutarlo subito dopo lo Mr. spettacolo. Mayor asked him to come to the studio. E allora il signor Meyer gli ha chiesto di venire allo studio con noi, alla The very metro. next day, and he asked me to come too. E mi ha chiesto il giorno dopo che andassi anch'io. And Mario E sang Mario everything. cantò tutto anche lui come avevo fatto io. And then they asked him to sing with me. E poi gli hanno chiesto di cantare insieme a me. So they said the two voices went together. Per cui dissero che le nostre voci andavano insieme benissimo. Ma senti, io ho sempre sentito dire però di Mario Lanza, I always heard about Mario Lanza, che era così pieno di sé, he had such an ego, e non trattava Not tutti then. male. Not Non then. allora quando l'ho conosciuto io. How was it then? Did you see him turning into something? he Hai visto was- il cambiamento tu in qualche modo? He was beautiful. He was a kind. And, Era un bell'uomo, gentile. yes. And Betty and I, his wife and E sua moglie Betty e io we're going to have our babies at the same time. stavamo aspettando un bambino nello stesso periodo. And the funny thing is E la that cosa divertente è che those two children questi due bambini were closer than sisters all their lives. furono più vicini che fratello e sorella durante la loro vita. And Colleen died last year. E purtroppo Colleen, la figlia di Mario Lanza, è mancata lo scorso anno. Però, ma perché si è rovinato la carriera, Mario, secondo te? Why did he ruin his career? Well, I think success came Credo too che il fast, successo sia arrivato troppo velocemente per lui. and he became out of control. E quindi ha perso il controllo della situazione. But it was still the greatest voice. Ma era un ragazzo straordinario, veramente. Catherine, I can understand you, ti posso capire, veramente, mi rendo conto, I can understand, perché tu e lui, you've always been so near, right? The very best of friends, proprio gli amici più cari eravate l'uno per l'altro. When he died in Quando è Rome, morto a Roma, the whole family came to live with me. tutta la famiglia di Mario è venuta a vivere da noi, a casa mia. Ho capito. Senti, che ne dici se ci guardassimo un pezzettino? Let's watch a little bit of you and Mario together. Allora, tu e Mario che state cantando una canzone tra le più belle che abbiate fatto, From the Toast of New Orleans, dal pescatore della Louisiana. State cantando Be My Love. Ok? There. This need that you and you alone create. Just fill my arms the way you filled my dreams, the dreams that you inspire with every season. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to see my fate, and hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me. Bellissimo! It's beautiful watching you. The two of you together, voi due insieme. Senti, Catherine, adesso che abbiamo cominciato a parlare, mi spiace che tu ti sia commossa. I feel sorry that I made you cry. I didn't want to do that.
couldn't help it. Non ci posso fare niente, hai ragione. Ma senti, adesso abbiamo cominciato a parlare della Metro Golden Mayer, di questi bei tempi. Domani parliamo di tutti i personaggi con cui hai lavorato. Let's talk tomorrow about all your friends when you were there, ok? Oh, yes. So many friends. È dolcissima, dovreste vedere, è un personaggio incredibile, Catherine Grayson, l'adorano tutti. Non so se vi ricordate che quando venne qui Esther Williams, quando disse chi è il personaggio più caro, più dolce che hai incontrato nella tua carriera, disse Catherine Grayson. June Allison arrivò e gli disse: senti, di tutti gli attori e attrici con cui hai lavorato, con chi ti sei trovata meglio? Ma ha detto Catherine Grayson. Van Johnson, chi ha detto Catherine Grayson? E lei, è Catherine Grayson. Ci vediamo domani. Veramente un personaggio straordinario, di la verità, eh? Dolcissima, vabbè. Allora, senti, hai una faccia da peperino che non mi convince tanto. No, perché ho preparato un numerino veloce, se posso eseguirlo. Vabbè, se veloce proviamo, dai, vediamo cos'è. Mario, puoi venire un attimo da me, per favore, zio Mario? Mario Merola, va bene. Allora, eccolo qua. Prego. Allora, stai a sentire cosa abbiamo fatto io e Mario, eh? Dai, forza. Facciamo la sceneggiata, comincio io, Mario. La sceneggiata devi cominciare tu? No, comincio io. Ah, cominci tu. Cominci tu, ecco. Andiamo a braccio. Dimmi. Papà, non me lasciare rinda sto collegio, che mi ha già fatto compagna. Figlio mio bello, non ti preoccupare. Papà ti porto fuori il collegio. Ma per il momento, rammo piccerino. Rammo piccerino. Ma non è possibile! Anche Mario Merola, ma anche te ha convinto! Dammi un piccerino, per la Un piccirillettuio, Mario! Ma adesso vamo a far sentire la poesia di Gennari, papà! Grazie! Mario Merola, così gli porti il piccerino! Ciao papà, ciao! Ciao, bambino! Qui se ne vedono e se ne sentono, devo dire. Adesso eccolo qui, Alessandro Gennari, il nostro poeta. La nipotina mia. La tua nipotina, lo dai? Rosa Rosa Maria. 18 mesi. Vabbè. Il nonno della porta. Avrai la mascotte. Grazie Mario. Spero che non ci veda mio figlio dal collegio, altrimenti si fa delle brutte idee. Perché? Perché è in collegio, quindi non vorrei che... Non vedo No. questa cosa. In questi giorni si ricorda in tutta Europa la fine della guerra e io ho preparato una bellissima poesia d'amore che parla di questo evento bellissimo quando in Europa finisce questa catastrofe che durava da tanti anni. Sì. Vorrei ricordare in 2 secondi, anche siccome ci sono gli amici dell'aviazione, un grande scrittore aviatore che era Antoine de Saint-Exupéry, che ha scritto dei Piccolo libri Principe. bellissimi, Piccolo Principe, Volo di notte, Serra, Pilota sì. di guerra. Adesso questa poesia, Barbara di Jacques Prévert. Ricordati, Barbara, pioveva senza posa su Brest quel giorno e tu camminavi sorridente, fiorita, estasiata, grondante sotto la pioggia. Barbara, ricorda, pioveva su Brest senza tregua e ti ho incrociata in Rue du Siam. Tu sorridevi, ci sorridemmo. Ricorda, Barbara, tu che non conoscevo, tu che non mi conoscevi, ricorda. Ricorda per sempre quel giorno, non dimenticarlo. Un uomo si riparava sotto un portico e ha gridato il tuo nome, Barbara, e tu sei corsa a lui sotto la pioggia, grondante, estasiata, fiorita, e ti sei precipitata nelle sue braccia. Oh, Barbara, che porcheria la guerra! Che ne è di te intanto sotto questa pioggia di ferro, d'acciaio, di sangue? E quello che ti stringeva tra le braccia innamorato è morto, perso o ancora vivo? Oh Barbara, non la smette di piovere su Brest come pioveva quel giorno, ma non è più così. E tutto è rovinato, è una pioggia di morte, orrenda e disperata. Non è più nemmeno l'uragano di ferro, d'acciaio e di sangue, soltanto nubi che crepano come cani, cani che si squagliano a filo d'acqua su Brest e vanno a marcire lontani. Ah, quanto lontani da Brest, di cui niente rimane. Molto bella, me la ricordavo molto bene questa, sì. È una Barbara, una delle più note in effetti. Grazie mille Alessandro Grazie a te. Gennari per questo veramente che ci dedichi sempre. E adesso, allora, stiamo per... Qui finisce la puntata di quest'oggi, l'appuntamento è per domani. Tanto volevo ringraziare subito tutti i nostri amici dell'Aeronautica Militare e ricordiamo il giorno... Domenica 24 maggio a Roma, pratica di mare, la giornata dell'ala, 250 aeroplani, 5 pattuglie acrobatiche. Speriamo di avere tanta gente per festeggiare il nostro compleanno fra la gente, con la gente, e speriamo di avere anche lei
Poi penso anche... Mi invitate? Arrivo al volo. Sicuramente invitato. Ci sono. Sicuramente invitato. Invitiamo Grazie anche Michele mille. Cucuzza. Anche Cucuzza, infatti ecco lì, Michele. Michele, ciao. Ciao Paolo, come Ecco, va? guarda che hai l'invito qui, hai visto? C'è la giornata accettiamo dell'ara. con grande orgoglio. Bene, Io e tutto lo studio, ovviamente. Senti, guarda che ci vediamo là davvero, Per banco, come no? Senti, noi andiamo veloci perché siamo... sì, scusa, ti avevo rubato, lo so. In no, effetti. beh, rubato, per carità. Beh, sì, dai, la verità. Vado? Dai, vai.